Grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Passerete alla storia come i pionieri della comunicazione al tempo del coronavirus. Inizia così il consueto punto stampa dalla sede della Protezione Civile regionale con il presidente del Veneto che ringrazia i giornalisti del territorio e il ruolo da servizio pubblico svolto dalle TV locali in questi giorni di emergenza. Approfitto per ringraziarvi per il grande lavoro che state facendo, perché questa è una comunicazione, un'informazione che date di protezione civile, di comunicazione in uno stato di emergenza e che ci permette di parlare direttamente ai cittadini, quindi grazie a tutti voi, un ringraziamento a tutti coloro che sono collegati tramite le dirette televisive e tramite ovviamente i canali social, Facebook, Instagram e quello che è. Il suo appello al governo che nel decreto Cura Italia ha dimenticato le televisioni locali e il loro ruolo in questa condizione di tante incertezze in cui di ora in ora gli inserzionisti disdicono i loro contratti pubblicitari. Voglio dire peraltro con le televisioni, e credetemi non è un attacco politico, però mi sento di dirlo, è giusto che il governo si metta una mano nel cuore e pensi a tutto quello che è la stampa locale, le TV, i media locali, che hanno assolutamente bisogno di sostegno. E tutti voi state facendo un buon lavoro, dalla TV nazionale, il servizio pubblico e quant'altro, però è indubbio che insomma con la possibilità anche di gestire in maniera migliore i palinsesti a livello locale, dove la proprietà può decidere di fare le dirette H24, dove comunque c'è meno vincolo, diciamo, di programmazione nazionale, è giusto che venga riconosciuto questo grande lavoro di protezione civile e di informazione civica che stanno facendo le TV locali. So che in questo decreto non è passata la misura, spero vivamente che il governo si metta una mano sulla coscienza e lo faccia col prossimo provvedimento. Nel ringraziamento corale a chi continua a lavorare con etica e abnegazione, il governatore torna ancora una volta a rammentare noi della stampa, delle TV locali. Il ringraziamento va in maniera corale a tutti quelli che stanno lavorando, giornalisti compresi in questo momento che fanno un'attività diciamo eroica e che vengono alle conferenze stampa. Voi non li potete vedere, che sono tutti bardati con la mascherina e rischiano anche del loro.